Alziamoci in piedi per adorare il nome del Signore. Alleluia, con gioia, con felicità. Innalzo un alleluia davanti ai miei nemici. Innalzo un alleluia sopra l'incredulità. Innalzo un alleluia, mi armo di una melodia.
Cantalo più forte. 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 Tutti insieme. Cantalo più forte. Davanti Ai miei nemici. Cantalo più forte. Sopra l'incredulità. Cantalo più forte. Mi armo di una melodia. Cantalo più forte. Il cielo lotta già per me. Cantalo più forte. Davanti ai miei nemici. Cantalo più forte. Sopra l'incredulità. Cantalo più forte. Mi armo di una melodia. Cantalo più forte. Il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte. La mia lode ruggirà. una volta. La morte è sconfitta, ire vivo. Io canterò in mezzo alla sempre più forte. La mia lode. Una volta ancora la speranza sorgerà. La morte è sconfitta, ire vivo. Alleluia! 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 Cantalo più forte perché la morte è sconfitta. Amém? Amém? Sei pronto per pregare questa sera? Amém? Alziamo la nostra voce in questo momento. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi siamo qui, Signore. E noi abbiamo dichiarato, Signore, che la morte è stata vinta, sconfitta, Gesù. E per questo oggi noi siamo qua a cantare, adorare più forte, Signore. Adorare colui che merita, Signore, essere onorato e adorato. Adorare colui che ci ha salvati, che ci ha liberato, che ha vinto la morte. Soltanto tu, Gesù, hai vinto la morte. Soltanto tu, Gesù, meriti di essere adorato e onorato. Gesù, questa sera noi rendiamo a te la nostra adorazione, perché noi crediamo, Signore. Noi crediamo che quando noi ci arrendiamo alla tua presenza, Signore, noi fidiamo che il Signore ci prenderà cura di tutte le altre cose che succedono nella nostra vita. Quando noi confidiamo in te, Gesù, tutte le altre cose noi possiamo lasciare ai tuoi piedi, Gesù. E oggi noi non vogliamo, Signore, pensare a quello che è impossibile per noi là fuori. Noi non vogliamo pensare, Signore, ai nostri problemi, alle nostre difficoltà, ma noi vogliamo adorare il Dio delle impossibili, adorare colui che può fare infinitamente di più di quello che pensiamo, adorare colui che può e merita essere innalzato questa sera, adorare colui che merita essere adorato questa sera, il nostro Dio dell'impossibile. Noi crediamo in te, Gesù, noi crediamo in te, in tutto ciò che puoi fare per noi, in tutto ciò che può trasformare in quello che per noi è impossibile oggi. Noi capiamo e noi sappiamo, Gesù, che se noi abbiamo fede e confidiamo in te, il Signore lo può fare, Gesù. Io credo nel Dio dell'impossibile. Io credo che puoi fare ogni cosa. Io non vivrò per ciò che vedo. Posso andare oltre col tuo potere. In te cadono le mura
porte si aprono, io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite, io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce, non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. In te cadono le mura, porte si aprono, io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite, io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce, non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male. Non temo le onde, non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso. Sempre con me, sempre con me, tu sei sempre con me. In te cadono le mura, porte si aprono, io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite, io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce. Crediamo che la tua voce sia calma il mare. La tua voce, Gesù, distrugge le muraglie che si alzano contro di noi. La tua voce, Gesù, anche se quando noi siamo nella barca e la tempesta arriva,
anche quando noi vediamo la tempesta alzare contro di noi. Noi dobbiamo confidare e ricordare che Gesù è nella nostra barca. E quando Gesù è nella barca, noi dichiariamo il suo nome. Noi innalziamo il suo nome. E il nome di Gesù calma le tempeste. Voglio dichiarare il nome di Gesù. Voglio dichiarare il nome di Gesù sopra ogni cuore animato, perché c'è pace nella sua presenza, solo Gesù. E ogni dipendenza spezzerai, ci donerai speranza e libertà, solo Gesù. Di potenza, in te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra la paura e ansietà, su ogni anima caduta in depressione, solo Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. In te potenza, in te potenza e non più fortezze, Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici dentro l'oscurità, sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù sulle strade, dentro l'escurità, sulla mia famiglia, Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici dentro l'escurità, sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette,
Gesù sulle tende, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'escurità, sulla mia famiglia, dichiari il santo nome. Gesù sulle tende, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'escurità, sulla mia famiglia, dichiari il santo nome. In te potenza e guarigione, non più potenze, spegni nel buio, in te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un forse. Voglio dichiarare in nome di Gesù. Voglio dichiarare in nome di Gesù, sopra ogni cuore animale, perché c'è pace nella sua presenza, solo Gesù, solo Gesù, solo Gesù. Solo te, Solo Gesù, a potenza in tuo nome, Gesù. A potenza in tuo nome. A potenza in tuo Gesù. nome. Spirito Santo, noi crediamo nei miracoli che solo tu puoi fare, Gesù. Noi crediamo in te, Gesù. Tu sei Dio di miracoli. Noi crediamo nei miracoli che solo tu puoi fare, Gesù. Il Dio dell'impossibile sta passando oggi qui, sta passando oggi qui. Il Dio di morte ha vinto, distruggi la paura in me, distruggi la paura in me. Sì, io credo in te, sì, io credo in te, sovrannaturale sei Dio. Sì, io credo in te, sì, io credo in te, sovrannaturale sei. Il Dio dell'impossibile, il mio cuore trasforma, mio cuore trasforma. Il Dio che la morte ha vinto, vivo e sta dentro di me.
está dentro de me. Sim, eu credo em te. Sim, eu credo em te. Sobrenatural é sempre oh. Sim, eu credo em te. Sim, eu credo em te. Sobrenatural é sempre oh. Sim, eu credo em te. Sim, eu credo em te. Sobrenatural é sempre oh. Sim, eu credo em te. Sim, eu credo em te. Sobrenatural é sempre. E Dio che sabe che verrà con potenza tornerà. I morti risusciterà. Dio di miracoli, Dio di miracoli. Il Dio che sabe che verrà. I morti. Dio di miracoli. Il Dio che sabe che verrà. Con potenza tornerà. I morti risusciterà. Dio di miracoli, Dio di miracoli. Dio che è stato. Con potenza tornerà. I morti risusciterà. Dio di miracoli, Dio di miracoli. Sì, io credo in te. Sì, io credo in te. Sovrannaturale sei Dio. Sì, io credo in te. Sì, io credo in te. Sovrannaturale sei Dio. Dio. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança são em Deus. que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. E a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se Andiamo con le mani. Que os céus. A nossa. Ancora. que os céus fechados se abram, teu reino venha mover.
pedimos, Jesus. Como? Descer. Se pedimos, se pede, Jesus. Descerá. E se pedimos, Jesus virá. E como chuva, chuva, chuva. Se pedimos, e se pedimos, Jesus virá. Então clame, então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abrir, abra as comportas do céu. Vai conseguir. Chuva, quero chuva. Tua chuva sobre mim. Ancora de chuva, quero chuva. Tua la chiesa dichiara questo. Chuva, chuva tua chuva sobre mim. Vai chover, vai chover. Abre as comportas, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Chuva, quero chuva, tua chuva sobre mim. Chuva, quero chuva, tua chuva sobre mim. Abbiamo appena cantato, dichiarato che abbiamo un Dio che fa miracoli. Tu credi questo? Credi in un Dio di miracoli? Ma io voglio mettere la nostra fede alla prova in questo momento. Quindi romperò un attimo la nostra solita liturgia, perché prima del culto una famiglia mi ha fermato proprio finché stava passando l'ultimo video, un minuto prima del culto, dicendomi che ha un parente di questa famiglia, un parente molto stretto, in questo momento sta passando per un'operazione molto difficile. Sembra che questa persona, se
questa operazione non riuscirà, resterà paraplegico. Ma io credo in un Dio di miracoli. Tu credi in un Dio di miracoli? E quindi io voglio invitare adesso tutti coloro che vogliono mettere la loro fede alla prova. Se hai qualcuno nella tua famiglia che oggi non può essere qua magari perché è ammalato, o se tu hai una qualche malattia, una qualche infermità, o c'è qualcuno che hai nel tuo cuore per cui pregare in questo momento, io voglio chiederti senza un minimo di vergogna, ma solo con fede, di venire qua davanti, e tutta la Chiesa pregherà per queste persone. Tutta la Chiesa insieme a una sola voce innalzerà un clamore al nostro Dio di miracoli. Se tu hai qualcuno nella tua casa che ha bisogno di una preghiera in questo momento, che ha bisogno di una preghiera per una guarigione, se tu conosci qualcuno, se tu sei infermo, vieni qua davanti. Vieni qua davanti, cominciamo a clamare insieme. Cominciamo a pregare, cominciamo a mettere la nostra fede alla prova, perché noi siamo qua in chiesa e non possiamo soltanto cantare che abbiamo un Dio di miracoli. Noi dobbiamo credere che abbiamo un Dio di miracoli. Noi dobbiamo vivere la nostra fede in questo Dio di miracoli e mettere davanti a Lui ogni nostra richiesta, ogni nostra necessità, con la certezza che Lui può rispondere secondo la sua volontà ad ognuna delle nostre esigenze, che non c'è nessuna sentenza, che è l'ultima parola finché Gesù non ha detto il suo amen, finché Lui non ha detto l'ultima parola. Non c'è niente, non c'è nessuna sentenza di medico, non c'è nessuna sentenza di professionista, non c'è nessun farmaco, non c'è niente, nessun dottore. Nessuno può dare l'ultima parola finché Dio regna sulle nostre vite. Lui è il Signore delle nostre case e a Lui spetta l'ultima parola. E in questo momento io ti invito a non pregare sottovoce. Io ti invito a non pregare nella tua mente, ma ti invito a alzare la tua voce con fede e con certezza in un Dio che compie miracoli. Preghiamo Chiesa, preghiamo insieme, facciamo alzare un clamore a Dio affinché ci possa ascoltare e possa venire a rispondere con fuoco e gloria, con potenza nella vita di ogni persona che oggi ha necessità di questa guarigione. Preghiamo insieme. Alza la tua voce, io non userò il microfono, urlerò più che posso, voglio sentire le voci di questa Chiesa che urlano al nome di Gesù, chiedendo un intervento sovrannaturale da parte sua.
bacio mentre lasciami ferita. Signore Gesù, ascolta la tua Chiesa, produci in noi fede, prenditi la gloria che ti spetta. Ti ringraziamo già per quello che io credo hai già cominciato a fare a partire da questa sera, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Abbiamo un Dio di miracoli. Possiamo avere fede e fiducia in questo. Amen. Possiamo accendere le luci. Vi chiedo però di restare in piedi per piacere. Perché pensavate che fossero finite e invece no. Anche questa settimana vogliamo insieme pregare per un altro bambino che presentiamo al Signore, quindi voglio invitare qua sul pulpito il piccolo Anthony insieme ai suoi genitori, Kawan, Marianna. Amen. Forse dopo di questo ci fermeremo per qualche settimana, ma intanto vogliamo rallegrarci come Chiesa per un'altra presentazione di un altro bambino in mezzo a noi, e come la parola di Dio ci insegna, oggi noi lo presenteremo davanti alla Chiesa, ma soprattutto davanti a Dio. E quindi vi ho chiesto di rimanere in piedi affinché possiate stendere anche voi le vostre mani su Anthony, ma anche sulla sua famiglia, per pregare per loro, per chiedere benedizione sulla vita di questo bambino e unzione sulla vita dei genitori, per compiere questo incarico meraviglioso che Dio vi ha dato come genitori. Voglio lasciare un versetto per le vostre vite che si trova nel Salmo 127, il versetto 4, dice così: come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della nostra giovinezza. Beati coloro che ne hanno piena la faretra, non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. È bella l'immagine che ci dà questo salmo, perché qua paragona i nostri figli a delle frecce. E noi sappiamo, le frecce quando le lanciamo vanno molto lontano, vanno più lontano di dove noi potremmo arrivare. E questo deve essere il nostro desiderio per i nostri figli. Io sono sicuro che il vostro desiderio come genitori è che il piccolo Anthony, quando crescerà, potrà raggiungere obiettivi che voi non siete riusciti a raggiungere, potrà occupare posizioni che forse voi non siete riusciti a occupare, che possa essere migliore di come voi siete stati, ma affinché
questo possa succedere, qualcuno deve lanciare quella freccia. La parola di oggi ovviamente non può essere per Anthony perché non la capirebbe, ma la parola è per voi. Perché voi possiate essere questi prodi, questi eroi, perché siete degli eroi come genitori, siete eroi per la vita dei vostri figli quantomeno, ma come cristiani siete eroi in questo mondo. E che voi possiate prendere questa freccia e lanciarla più lontano possibile, attraverso gli insegnamenti che spetterà a voi darli giorno dopo giorno, conducendolo nella via del Signore. Noi pregheremo adesso come Chiesa che Dio possa capacitarvi, ungervi sempre di più in questo incarico meraviglioso che Dio vi ha dato, e pregheremo per benedire la vita del piccolo Anthony. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, in questo momento mettiamo davanti a te la vita di questo tuo figlio che oggi stiamo presentando al tuo altare. Ti chiediamo, Signore, di benedirlo, di consacrarlo a te. Ti chiediamo, Signore, che tu possa farlo crescere forte, sano fisicamente, che tu possa farlo crescere in saggezza, in intelligenza, in sapienza, che tu possa farlo crescere soprattutto nelle tue vie, alla tua presenza, Dio. E per questo, Signore, noi vogliamo anche pregare per i suoi genitori, affinché tu possa ungerli con un'unzione nuova, unzione genitoriale, affinché, Signore, la loro paternità possa essere una paternità sana nella vita di Anthony, affinché possano condurlo insegnandogli i principi che tu ci hai lasciato, affinché possano farlo crescere nell'amore che deve esserci nella famiglia cristiana. Benedici, Signore, la vita di Kawan, la vita di Mariana, di tutta la loro famiglia. Falli crescere in questa esperienza che tu gli stai dando, affinché giorno dopo giorno possano essere quei genitori che tu hai desiderato per la vita di Anthony. Per questo noi ti preghiamo, mettiamo questa famiglia davanti a te. Benedicila nel nome di Gesù. Amen. Possiamo fare un applauso? Amen. Siamo felici che abbiamo fatto una presentazione di un altro bambino. Diamo gloria a Dio, celebriamo il Signore per la vita dei nostri figli, rallegriamoci insieme. Un altro bambino per cui pregare insieme come Chiesa, perché entra oggi ufficialmente a far parte di questa famiglia. Amen. Dio benedica questa famiglia e attraverso anche la nostra vita possa benedirla, che anche noi come Chiesa possiamo unirci in questo uno in Cristo per aiutare questa famiglia a far crescere questo bambino nella via del Signore. Amen. Amen. Potete sedervi un minuto e mezzo, perché abbiamo veramente pochi avvisi oggi da lasciarvi. Il primo avviso riguarda domani. Domani abbiamo il nostro B-Running di missioni, le iscrizioni sono terminate. Se tu ti sei iscritto, gloria a Dio per la tua vita, ci vediamo domani mattina pronti a correre, ma soprattutto pronti a evangelizzare. Allo stadio ci troveremo verso le 8:10 nella zona dello stadio per la partenza. Se tu non ti sei iscritto ma vuoi venire anche te a essere lì con noi, vieni anche te con una maglietta cristiana della Chiesa, farai comunque gruppo, saremo lì all'arrivo, alla partenza, e insieme possiamo vivere questo momento di gioia, di essere uno in Cristo, ma anche di evangelizzazione. Amen. Prossimo avviso, gli avvisi in realtà sono finiti, ci resta però ancora una volta vogliamo farvi tirare fuori i cellulari. Se non c'eravate la settimana scorsa, tirate fuori i cellulari oggi, scannerizzate questo QR code in questo momento, perché poi l'avviso passerà e non lo vedrete più, perché attraverso questo QR code potete accedere ai vari gruppi della Chiesa, ai canali di Instagram. C'è qualcuno che non segue la Chiesa su Instagram? Per la mano non alzate la vergogna, vero? Per la mano non alzate la vergogna. Per la vergogna, mamma mia che dislessico. Per la vergogna non alzate la mano. Vabbè, tagliate dalla live per piacere. Comunque,
Se cliccate qua, se fate tic col QR code, potete seguire la Chiesa su Instagram. Bene, sono finiti gli avvisi. Dopo il culto vi avviso già, perché magari mi dimenticherò, non andate via, perché come potete vedere dalle decorazioni, ma come abbiamo scritto anche sul gruppo, ci sarà un piccolo momento di festa, di omaggio per la nostra pastora Andrea, che domani compie gli anni? Si dice quanti? 41 anni. Complimenti! È meglio non dire quanti, no? Perché dopo tutti quanti pensano che io sono più vecchio di lei e adesso penserete che ho 50 anni, in realtà non è così. E quindi dopo non andate via, faremo questo momento di festa. Vedete che anch'io oggi mi sono vestito da festa. Qualcuno mi ha detto che sembro quasi un pastore oggi. Vi ringrazio. Amen. Bene, sono finiti gli avvisi, quindi potete ritornare in piedi. Vi ho fatto fare 2 minuti, dai, così non vi stancavate troppo le gambe. Forza, forza, su. Tutti in piedi. C'è la cesta di missioni, bravissima Edoarda. Vedete la Edoarda là dietro che fa così. Comprate un biglietto della nostra lotteria missionaria. Vedete la cesta è là dietro vicino al muro. Dentro ci sono buonissime cose da mangiare, c'è una Bibbia nuovissima, bellissima, ci sono tante altre cose. Comprate un biglietto, questa lotteria, questa cesta di missioni, il ricavato di questa cesta di missioni è per le nostre opere missionarie, quindi è proprio del Dipartimento B-Mission della Chiesa. Se vuoi aiutare il Dipartimento, compra 1, 2, 3, 20 biglietti, quanti ne vuoi. Se non vuoi aiutare il Dipartimento, compra lo stesso, perché ci sono tante cose buone, quindi non farti problemi, puoi comprarlo ugualmente. Amen? In questo momento vi fate alzare in piedi però per fare una preghiera per le decime, per le offerte, quindi velocemente voi che avete portato oggi la vostra decima, la vostra offerta, volete consegnarla alla casa del Signore, preghiamo, vi invito a pregare per le vostre offerte affinché possano essere benedette, consacrate a Dio, affinché possano essere usate al meglio per quest'opera, affinché possano salire come un'adorazione a Dio. Insomma, preghiamo perché Dio possa compiere la sua volontà e far prosperare non solo quest'opera, ma attraverso quest'opera il suo regno su questa terra. Amen. Signore Gesù, in questo momento ti portiamo le nostre decime, le nostre offerte, ciò che abbiamo in cuore di portare, Signore, non con malavoglia né per forza, perché come ci insegna la tua parola, tu ami dei donatori gioiosi. Che allora, Signore, tu possa trovare gioia nelle persone che oggi porteranno la loro offerta, la loro primizia, ciò che, Signore, vorranno consegnare oggi, e che possa essere usata al meglio per quest'opera, affinché possiamo diventare sempre più rilevanti, influenti, e raggiungere sempre più anime da portare alla tua casa, Signore, un giorno a vivere l'eternità insieme a te. Benedici, Signore, questa Chiesa attraverso queste offerte, e ogni famiglia possa essere così benedetta nel nome di Gesù. Amen. Come sempre, là dietro ci sono le buste di missioni. Se vuoi fare un'offerta direttamente di missioni, c'è nostra sorella tesoriera col POS che ti può aiutare col bancomat. Si senta a vantaggi.
sono dimenticato di dirvi un avviso. Non so se vedete questo banner qua. Allora, da questa settimana è cambiato l'intestatario del bonifico, quindi so che diverse persone tra di voi consegnano la loro decima attraverso bonifico, fanno delle offerte attraverso bonifico. Prima l'intestatario era Assemblea di Dio Missioni, che era il nostro vecchio nome come chiesa. Adesso è diventato B-Church, quindi sulla banca dovete cambiare l'intestatario, se no non penso che parte. Giacomo, non parte il bonifico, vero? Parte se sbagli l'intestatario, non parte il bonifico, perché adesso c'è il controllo della corrispondenza. L'Iban è rimasto uguale, cambia soltanto l'intestatario, ok? Comunque scriveremo anche sul gruppo della Chiesa nei prossimi giorni. Grazie mille. Lettera ai Romani, capitolo 12, nel frattempo, versetto 1. Amen. Facciamo una preghiera. Grazie mille, Vanessa. Amen. Signore Gesù, che questa sera, Signore, tu possa insegnarci qualcosa di nuovo, farci interiorizzare qualcosa che fino ad oggi magari non abbiamo vissuto, affinché ognuno di noi personalmente e noi come Chiesa possiamo essere una Chiesa che vive pienamente i principi della tua parola, così da diventare una Chiesa gradita a te. Ti chiedo di benedire, Signore, la vita di ognuno di noi e di continuare a parlare con noi per tutto questo culto, Signore. Benedicici, Signore, attraverso la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Lettera ai Romani 12:1. Apostolo Paolo dice così: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Oggi voglio portarvi una parola che inizio con questo versetto soltanto per dare un po' un'introduzione, ma non è basata su questo versetto. È una parola che ho già predicato in passato, negli anni scorsi. 2 settimane fa ho portato una parola su chiamata e avevo detto che era una parola che predico ogni anno all'inizio dell'anno. E questa parola è un'altra parola che da qualche anno ormai predico sempre all'inizio dell'anno, e sempre per lo stesso motivo, perché credo nel principio fondamentale che c'è nella parola che voglio portarvi oggi. È qualcosa sulla quale oggi noi ci basiamo anche come Chiesa e penso che ci siano pochi argomenti per un cristiano che siano importanti quanto quello di cui parleremo questa sera. E è una parola che mi è stata data diversi anni fa, come dicevo,
in quella che io considero non per un mio vanto, la gloria va sempre a Dio, ma ci tengo sempre a precisare questo, anche per dare un altro tipo di insegnamento alla Chiesa. Io credo che questa sia la più grande, per me, per voi può sembrare una grande banalità, ma per me è la più grande rivelazione che Dio mi ha dato all'interno della sua parola. E questo forse per il modo in cui mi ha portato a intendere questo. Diversi anni fa, quando Dio ha cominciato a mettere nel nostro cuore i culti in casa, io avevo cominciato i primi in casa, per chi si ricorda che veniva in chiesa a quel tempo, con il gruppo degli uomini della chiesa. E quindi di settimana in settimana ci ritrovavamo con gli uomini nelle case, li chiamavamo ritrovi uomini, e in uno di questi culti il tema era le caratteristiche di un buon obiettivo. E a partire da quella sera, ognuno di noi che eravamo presenti si è dato un obiettivo. E anch'io mi sono dato un obiettivo. E il mio obiettivo era che a partire da quel momento non avrei più letto la Bibbia in quantità, come stavo facendo, seguendo piani di lettura biblici, insomma, in questo modo qua, ma l'avrei cominciato a leggere in qualità. E quindi ogni giorno mi sarei messo su massimo un unico capitolo e avrei letto, proprio tirando fuori tutto quello che potevo tirare da quel capitolo, finché Dio non mi dava almeno una rivelazione sul capitolo che leggevo di giorno in giorno. E così cominciai questo mio obiettivo di lettura, cominciai da Genesi 1 e avanti così tutti i capitoli di Genesi, arrivai all'Esodo. Ogni giorno mi svegliavo presto la mattina, prima di andare a lavorare, un'ora prima mi mettevo con la Bibbia, leggevo il capitolo, lo rileggevo 2-3 volte e ogni rivelazione me la segnavo sulla Bibbia. Finché non arrivai a Esodo 28. Esodo 28 è un capitolo meraviglioso, che parla unicamente delle vesti, di come si doveva vestire il sacerdote. Questo è il capitolo di Esodo 28. E quel giorno lì, come tutti i giorni, mi svegliai, mi metto lì con la Bibbia, mi faccio il caffè, leggo Esodo 28 una volta, 2 volte, 3 volte, niente. Sulle vesti del sacerdote nessuna rivelazione. Così dovevo andare a lavoro. Il giorno dopo, invece di proseguire con Esodo 29, sono tornato, cerco di non parlare in passato remoto, che così è più facile capire. Sono tornato su Esodo 28. Di nuovo io dovevo tirare fuori una rivelazione da quel capitolo. Era il mio obiettivo, era il proposito che mi ero dato. E anche quel giorno nessuna rivelazione. E il giorno dopo neanche, e quello dopo neanche. Insomma, per più di 2 settimane sono rimasto su quel capitolo, finché dopo 2 settimane finalmente Dio ha cominciato a parlarmi su Esodo 28. E racconto sempre questa piccola testimonianza di come mi è stata data questa rivelazione, perché, fratelli, io sono più che convinto che la Bibbia non sia stata scritta per me, o quantomeno non è stata scritta solo per me, è stata scritta per tutti quanti noi. E la Bibbia è un libro aperto a tutti quanti noi. È vero, c'è scritto nella parola di Dio che i pensieri di Dio, che le vie di Dio non si possono conoscere. Anzi, c'è un salmo in cui c'è scritto che soltanto lo Spirito Santo riesce a conoscere Dio. Però, se ci pensiamo, lo Spirito Santo abita dentro di noi. E quindi oggi noi possiamo andare a conoscere Dio. E in che modo? Attraverso la sua parola. E io racconto questa testimonianza un po' per esortare la Chiesa a andare a ricercare rivelazioni all'interno della sua parola. Perché sì, è vero, Dio può parlare in tanti modi, ma non c'è un modo più sano e più vero che la Bibbia per andare a conoscere Dio e ricevere rivelazioni da parte sua. E per rivelazioni non intendo visioni, non intendo cose profetiche, intendo cose per la nostra vita, insegnamenti utili per la nostra quotidianità. Noi li possiamo trovare all'interno della Bibbia. La Bibbia è un libro aperto per tutti quanti noi. E con questo io voglio esortarvi, soprattutto noi che siamo cristiani evangelici,
che siamo frutto della riforma protestante. I cristiani cattolici si basano sulla Bibbia, sì, ma si basano un po' di più sulla tradizione orale, su quello che è successo dopo il racconto biblico. Ma noi cristiani evangelici che veniamo dal ramo della riforma protestante ci basiamo su quello che ha detto Lutero: sola scrittura, soltanto nella Bibbia c'è la verità. E se noi crediamo questo, noi dobbiamo andare a scoprire questa verità nella Bibbia. E con questo rinnovo un'altra volta l'invito: cercate nella parola di Dio. Andate a esaminare la parola, leggetela, studiatela, fate corsi di teologia, fate quello che è in vostro potere fare, semplicemente come facevo io: alzatevi un'ora prima la mattina e leggete un capitolo 1, 2, 3, 4 volte finché Dio non parla qualcosa a voi per la vostra vita, affinché la vostra vita possa prendere una direzione che sia quella che Dio vuole che noi prendiamo. Amen. La Bibbia non è soltanto per chi sale su un pulpito, è per tutti quanti noi, e Dio desidera che noi entriamo in questo libro e che lo conosciamo attraverso questo libro. Amen. Comunque, lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 1, abbiamo letto prima. Paolo ci invita, ci esorta a consegnare i nostri corpi, noi stessi, come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Paolo dice che noi dobbiamo essere un sacrificio per Dio. Che cosa vuol dire? Che dobbiamo morire per Dio? Assolutamente no, un sacrificio vivente. Noi dobbiamo essere vivi, perché? Per servire Dio. Noi dobbiamo essere forti, dobbiamo essere pronti, vivi, veramente. Paolo, parlando queste 3 caratteristiche, fa un parallelismo con quelle che erano le qualità dei sacrifici dell'Antico Testamento. E nell'Antico Testamento il sacrificio non era vivo, il sacrificio moriva. Ma Gesù è già morto per noi e quindi non c'è più bisogno che noi siamo un sacrificio morto. Noi dobbiamo essere un sacrificio vivo. Dopodiché ci dice che questo sacrificio deve essere santo. Così come nell'Antico Testamento gli animali che venivano portati a essere sacrificati dovevano essere puri, senza difetto, perfetti. Anche noi dobbiamo essere santi, puri, separati solo di uso esclusivo di Dio, non più del mondo. E poi però Paolo dà un'altra caratteristica di come noi dobbiamo essere come sacrificio, come servi di Dio: vivente, santo e gradito a Dio. E se intendere che cosa significa vivente è abbastanza facile: dobbiamo essere vivi. Da morti non serviamo niente a Dio su questa terra, dobbiamo essere vivi. Se è abbastanza facile capire che cosa significa essere santo, perché santo significa essere puro, essere separato per Dio, è un po' più difficile intendere che cosa significa essere gradito a Dio. Sapete, la Bibbia ci lascia chiaro una cosa: Dio ama tutti. Dio ci ama tutti. Dio non ama soltanto chi sale su un pulpito. Spero che questa cosa sia chiara. Dio ama ogni persona che è qua presente questa sera e ci ama in un modo uguale e perfetto. Ma pensate che pazzia! Dio non ama soltanto noi che siamo qua presenti questa sera. Dio ama quelli che questa sera sono in moschea. Dio ama quelli che questa sera sono in un centro spiritista. Dio ama quelli che questa sera sono a vedere Inter Juventus. Oggi c'è Inter Juventus, ma noi interisti cristiani siamo qua, vero Alberto? Dio ama le persone atee, Dio ama tutti. E questo c'è chiaro nella Bibbia. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice che Gesù si è sacrificato, è morto per tutti quanti noi. Non è morto soltanto per quelli che un giorno l'avrebbero accettato, no. Gesù è morto per tutti quanti noi. L'Apostolo Giovanni ci lascia ancora più chiaro questo, dicendo che il sacrificio di Gesù non è stato sì per i nostri peccati, ma è stato anche per i peccati di sempre e di tutti. Tutti quanti noi siamo ugualmente amati da Dio. Gesù è morto per tutti quanti noi, e il versetto che è considerato il più bello della Bibbia, Giovanni 3,16, ci dice questo molto chiaramente: Dio ha tanto amato il
mondo, non ha tanto amato la Chiesa, non ha tanto amato i battezzati, non ha tanto amato i pentecostali, ha tanto amato il mondo, da dare il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Se però tutti quanti possiamo dire sono amati da Dio, non tutti sono graditi a Dio. Per questo l'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi 4:1, dice così: fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi per piacere a Dio. Se noi dobbiamo imparare a piacere a Dio, a essere graditi a Dio, vuol dire che non per forza siamo graditi a Lui. Siamo amati, sì, ma non per forza siamo graditi a Dio. Oggi avete già visto passare un po' di versetti, faremo un tour all'interno della Bibbia, perché questa sera oggi sarà una predica più dottrinale. Andremo insieme a creare una dottrina biblica. Ma io spero che non sia soltanto un insegnamento quello che vi porto questa sera. Spero di più che possa in qualche modo darvi una convinzione di, se già ognuno di noi non lo fa, cominciare a vivere la nostra vita cristiana in un modo diverso. Perché quindi è importante essere graditi a Dio. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 9 e 10. Perché è importante essere graditi a Dio? Tutti sono amati, non tutti sono graditi. Perché dovremmo essere graditi se già siamo amati? Per questo ci sforziamo di essere graditi a Dio, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia nel bene che nel male. Vi rendete conto di quanto è importante essere graditi a Dio? Noi ci sforziamo, noi ci dobbiamo sforzare di essere graditi a Dio, perché arriverà un giorno in cui noi ci troveremo davanti a Cristo, davanti al suo tribunale, nel giudizio del grande trono bianco che c'è descritto nell'Apocalisse. E quando saremo davanti a Gesù, lì ci sarà data una ricompensa. Ci saremo comportati bene o male. E la ricompensa va in base al fatto che siamo graditi a Dio oppure no. Per questo è tanto importante che noi capiamo quanto è fondamentale per un cristiano non soltanto essere amato da Dio, perché tutto il mondo è amato da Dio, ma quanto è fondamentale che noi siamo graditi a Dio. E allora in che modo diventare graditi a Dio? La Bibbia ci parla di diversi modi per essere graditi a Dio. Nella lettera agli Ebrei c'è scritto che senza fede è impossibile gradire a Dio. Ci sono versetti in cui c'è scritto che chi pratica la misericordia, chi pratica la giustizia, queste persone sono gradite a Dio. Però noi questa sera, come ho detto, vogliamo creare una dottrina biblica. Per creare una dottrina non possiamo prendere un versetto qua o un versetto là da solo e dire ah sì è così perché questo versetto dice così. Per creare una dottrina dobbiamo usare uno schema, un modello ricorrente all'interno della Bibbia. Così possiamo dare una vera dottrina alla parola di Dio. E per questo motivo voglio finalmente andare con voi in Esodo al capitolo 28. Leggerò i versetti dal 36 in avanti. Come ho detto, questo capitolo ci parla della veste del sacerdote. E in questi versetti che andremo a leggere ci parla di una parte della veste del sacerdote, che è una piastra d'oro che il sacerdote doveva mettere sulla sua fronte. Dice così: farai anche una piastra d'oro puro. Su di essa inciderai come si incide sopra un sigillo, santo al Signore. La fisserai con un nastro violaceo sul turbante e starà sulla sua parte anteriore. Questa piastra
starà sulla fronte di Aaronne, e Aaronne porterà le colpe commesse dai figli di Israele nelle cose sante che consacreranno. In ogni genere di sante offerte, essa sarà sempre sulla sua fronte per rendere queste offerte, questi sacrifici graditi alla presenza del Signore. Stiamo parlando di come essere graditi a Dio. E in questo testo noi vediamo questo sacerdote che doveva avere questa piastra sulla fronte. E questa piastra era una piastra particolare. Prima di tutto era una piastra con su una scritta, avete sentito, no? C'era scritto su questa piastra: Santo al Signore o Santo all'Eterno. Che cosa significa questo? La parola santo all'interno della Bibbia cambia un po' significato in base alla persona o al gruppo di persone a cui viene attribuita. Ad esempio, Pietro, scrivendo una sua lettera, scrive così: siate santi perché io come io sono santo. Quando scrive queste parole, siate santi, riferendosi a noi, si intende che noi, è un'esortazione a noi per essere santi, per essere puri, per separarci dal mondo, per santificarci, per ricercare la santità. Questa parola è un aggettivo in questo caso, riferito agli esseri umani. C'è una lettera, la lettera agli Efesini, in cui Paolo dice così: ai santi della chiesa di Efeso. In questa lettera Paolo usa questa parola santo come un nome comune grammaticalmente e si sta riferendo alla chiesa e dice: voi siete i santi della chiesa. È come se scrivesse a noi oggi e direbbe ai santi della chiesa B-Church. Non è un aggettivo in questo caso, ma intende un gruppo di persone che ricercano una vita di santità. Ma quando la parola santo è riferita a Dio, non è un nome comune e non è solo un aggettivo. Quando Isaia, in Isaia 6, ha quella visione degli angeli e li sente cantare santo, 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 la parola santo riferita a Dio è adorazione. Quando noi cantiamo queste canzoni in cui dichiariamo che Dio è santo, non lo facciamo per dargli un aggettivo, per dargli un nome, lo facciamo per adorare a Lui. La parola santo riferita a Dio significa adorazione. E allo stesso modo il materiale con cui era questa lamina era d'oro. Il materiale oro all'interno della Bibbia ha un significato molto specifico. Significa maestà, significa divinità, significa adorazione. Vi ricordate quando i magi sono andati da Gesù quando era appena nato? Prima di andare da Gesù passano dal palazzo del re Erode e gli dicono: abbiamo visto la stella del re dei Giudei, sai indicarci dove si trova perché vogliamo andare a adorarlo. E quando finalmente arrivano nella casa dove è Gesù, gli portano 3 doni. Uno di questi era oro, perché oro è simbolo di adorazione. Allo stesso modo, se vi ricordate come è costruito il tabernacolo di Mosè, il luogo finale del tabernacolo, il santo dei santi, dove risiedeva la presenza di Dio, era un luogo totalmente d'oro, perché l'oro significa adorazione. Questa piastra che stava sulla fronte di Aaronne, in ogni suo componente, nel materiale, sulla scritta che c'era sopra, significava adorazione. E a cosa serviva questa piastra? Abbiamo letto prima, vi ricordate? Questa piastra doveva stare sulla fronte di Aaronne ogni volta che faceva un sacrificio, ogni volta che faceva un'offerta a Dio. Perché? Esta sarà sempre sulla sua fronte per rendere le offerte e i sacrifici graditi alla presenza del Signore. Questo testo ci fa intendere che questa piastra doveva restare lì sopra il sacrificio per renderlo gradito a Dio, e questa piastra rappresenta l'adorazione. Come ho detto, stiamo creando una dottrina biblica, non possiamo basarci solo su questo, chissà che fantasie che si è fatto il pastore, che si sta inventando una cosa dal niente. Ci sono altri elementi nella Bibbia che sono molto importanti.
Ad esempio all'interno del tabernacolo, prima di arrivare in quel luogo, il Santo dei Santi, si trovava un altare, l'altare degli incensi. E su questo altare veniva fatto bruciare dell'incenso perché salisse a Dio un profumo di odore soave. E questo rappresentava adorazione. E allo stesso modo, quando le persone portavano i loro sacrifici, c'è una cosa particolare. Se noi andiamo a leggere il libro del Levitico, un libro divertentissimo, il libro più macabro della Bibbia, ci sono una quantità infinita di tipi di sacrifici, di tipi di modi di uccidere animali. Ma tutti questi sacrifici avevano una cosa in comune, che quando un animale veniva sacrificato, ad esempio parti del suo corpo venivano date ai sacerdoti affinché diventassero alimento per i sacerdoti. Parti del suo corpo venivano buttate via, ma c'era una parte del corpo che aveva sempre un unico scopo. Era il grasso dell'animale. E questo grasso veniva fatto bruciare sull'altare. Perché? Perché salisse a Dio come un odore soave. Anche questo grasso, l'incenso, questi fumi che salivano a Lui rappresentavano adorazione a Dio. E c'è una storia all'interno della Bibbia che ci fa intendere una cosa meravigliosa. È la storia che ho già raccontato più volte di Caino e Abele. Questa storia forse la conosciamo tutti quanti, ma magari non sempre diamo tutti i giusti significati a questa storia. Conosciamo la storia, Caino e Abele erano i due fratelli. Caino fa un'offerta di frutti della terra a Dio e Abele, anche lui fa un'offerta a Dio, ma Abele non aveva frutti della terra, lui allevava animali e quindi offre degli animali, la primizia del suo gregge, i primi nati del suo gregge li offre a Dio. E sappiamo come finisce la storia. Dio guarda con favore, gradisce l'offerta di Abele, ma non gradisce l'offerta di Caino. Perché succede questo? Ci sono diverse teorie a proposito di questo. Una teoria meravigliosa è che Abele ha offerto un animale e questo animale raffigurava il sacrificio futuro che Gesù avrebbe fatto. Un'altra teoria giustissima è che Abele non ha offerto dei semplici animali, ma ha offerto le primizie, la primizia del suo gregge, i primi nati del suo gregge. Questo onorava Dio ed è giustissimo. È come quando noi portiamo le nostre primizie come offerta in chiesa, è giustissimo. Ma se noi andiamo a leggere la storia c'è un altro elemento che non possiamo scartare. Genesi capitolo 4 dal versetto 3 in avanti, la storia di Caino e Abele. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. In Ebrei al capitolo 11, il versetto 4, c'è scritto così: per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte. Il grasso che veniva bruciato sull'altare, quel grasso che anche Abele ha messo nella sua offerta, e che ha fatto sì che l'offerta di Abele diventasse gradita a Dio. Essere graditi a Dio, abbiamo visto, è qualcosa di fondamentale. Ci apre le porte del paradiso, ci farà passare da quel giudizio del grande trono bianco, ma il modo in cui noi possiamo diventare graditi a Dio è adorando Dio. Il grasso di Abele era adorazione che saliva a Dio e Abele ha gradito lui. Gli animali che venivano sacrificati fumavano fino a Dio come un profumo di odore soave e erano graditi a Dio. Gli animali sacrificati sotto quella piastra erano graditi a Dio, perché dove c'è adorazione, lì noi diventiamo graditi a Dio. E allora che cosa significa adorare? In che modo adorare? C'è un versetto molto conosciuto, Gesù riprendendo i farisei diceva: questo popolo mi adora con le proprie labbra, ma il suo cuore è lontano da me.
Che cosa vuol dire? Che noi non dobbiamo cantare a Dio? Assolutamente non è così. Davide, il più grande adoratore forse della storia, Salmo 69 versetto 30 dice: io esalterò il nome di Dio con un canto nuovo, lo innalzerò con le mie lodi. No, noi possiamo, dobbiamo cantare a Dio, ma ci sono delle cose da intendere su come adorare Dio veramente. Nel Vangelo di Giovanni Gesù ha un incontro con una donna samaritana. È un episodio molto conosciuto e in questo incontro ci vengono rivelate dei segreti o delle guide sull'adorazione. Voglio leggere con voi alcuni versetti dell'incontro di Gesù con la samaritana. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. E Gesù le rispose: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. All'interno di questi versetti noi capiamo qualcosa di fondamentale sull'adorazione. E la prima cosa che capiamo è che per adorare veramente Dio, per adorarlo in spirito e verità, noi dobbiamo conoscere Dio. La nostra adorazione verso qualcosa che non conosciamo non sarà mai un'adorazione piena. Per adorare veramente Dio è fondamentale che noi lo conosciamo. Nel libro di Giobbe, al capitolo 42, versetto 5, dopo che Dio ha parlato con Giobbe dice così: io fino adesso avevo sentito parlare di te, ma adesso, oggi, i miei occhi ti vedono. Per questo io mi ravvedo dalle mie vie. È fondamentale che così come Giobbe quel giorno ha visto Dio, ha potuto conoscere veramente Dio, anche noi dobbiamo conoscere Dio per adorarlo. Quel giorno Giobbe ha visto Dio e che cosa ha fatto? Si è ravveduto. Fino ad allora conosceva Dio per sentito dire e non si ravvedeva. Ma dal momento che Giobbe ha conosciuto Dio, lì Giobbe ha potuto ravvedersi. La conoscenza di Dio, la conoscenza vera di Dio ci può permettere di diventare veri adoratori. Io ho sentito molte volte, non so se anche voi, che noi siamo nati per adorare. Ci sono lodi brasiliane che dichiarano questo. Non ho una base biblica per dirvi che noi siamo nati per adorare, ma sicuramente noi siamo stati salvati per adorazione a Dio. Paolo, scrivendo agli Efesini, dice così: che Dio ci ha predestinato nel suo amore ad essere adottati, salvati per mezzo di Gesù come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia che ci ha concesso mediante il suo amato Figlio. Non so se siamo nati per adorare Dio, ma sicuramente noi siamo stati salvati all'ode di Dio, all'ode della sua gloria, all'ode della sua grazia. Noi siamo stati salvati per adorare Dio. Non so chi c'era in chiesa 2 settimane fa, avevo parlato di chiamata e avevo detto una cosa un po' diversa. Avevo detto che noi siamo stati salvati per compiere la nostra chiamata, secondo quello che c'è scritto in 2 Timoteo 1,9. Dio ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata. Come mai allora oggi dico che Dio ci ha salvato per adorare? Perché compiere la nostra chiamata è adorare Dio. Fratelli, adorare Dio non è solo cantare. Adorare Dio non è solo fare musica. Adorare Dio è tutto quello che noi facciamo nella nostra vita. Rispondere alla nostra chiamata è adorare Dio. Pregare è adorare Dio. Leggere la Bibbia è adorare Dio. Cantare, suonare, sì, è adorare Dio. E predicare la parola è adorare Dio. Ravvedersi come Giobbe si era ravveduto quel giorno è adorare Dio.
Ogni cosa che noi facciamo per Dio, dal momento che noi lo conosciamo veramente, dal momento che noi lo abbiamo visto, diventa adorazione a Dio. La più bella definizione di adorazione che ho sentito fino ad oggi nella mia vita, l'abbiamo ricevuta l'anno scorso durante l'evento Beyond che abbiamo organizzato come chiesa, quando il pastore Alessandro Villas Boas ha dato una definizione di adorazione. Ha detto che adorare è vedere la bellezza di Dio e ricambiare a Lui quello che abbiamo visto. Adorare è riuscire a percepire quello che Dio fa intorno a noi, è riuscire a percepire quello che Dio ha fatto nella nostra vita, è riuscire a percepire che è stato Dio a restaurare il nostro matrimonio, è riuscire a percepire che è stato Dio a portare guarigione nella nostra casa, è riuscire a percepire che è stato Dio a compiere quell'opera sovrannaturale, è riuscire a percepire Dio, il suo agire, la sua presenza. E una volta che noi percepiamo questo, ma lo possiamo fare solo se lo conosciamo, una volta che noi percepiamo questo, allora ci dobbiamo fare una domanda: in che modo posso ricambiare a Dio quello che Lui ha fatto a me? In che modo posso ricambiarlo? E a quel punto lì tu puoi glorificare, puoi alzare la tua voce, puoi adorarlo con una canzone, così come ha detto Davide, io lo esalterò con le mie lodi. Oppure puoi dire: no, Dio ha fatto questo nella mia vita, io uscirò questa sera da quella porta e comincerò a evangelizzare persone, e questo sarà adorare Dio, perché starai ricambiando a Lui quello che Lui ha fatto nella tua vita, la bellezza che ti ha fatto godere. Tu ti sei accorto quanto bello è l'agire di Dio, quanto bello è Gesù, quante cose meravigliose fa nella tua vita. Quando tu conosci Gesù, e lo devi conoscere, perché finché non lo conoscerai non potrai mai capire che è stato Lui. Non potrai mai capire che è stato Lui. Quando riceverai una guarigione dirai: è stata la medicina. Quando uscirai dalla sala operatoria dirai: è stato il dottore. Quando restaurerai il tuo matrimonio dirai: è stato quel libro di psicologia. Ma quando tu conosci Dio e ti rendi conto della sua bellezza nella tua vita, allora capisci che è Lui che sta agendo. E quando capisci che è Lui, non puoi rimanere fermo. Ed è il momento che non rimani fermo, ma che cominci a rispondere a quello che Dio ha fatto, a ricambiare quello che Lui ha fatto nella tua vita. Lì tu stai adorando Dio. Questo è adorare Dio. Poter ricambiare a Lui nel modo migliore possibile, come Lui merita, quello che Lui ha fatto nelle nostre vite. Il secondo segreto che noi però troviamo all'interno del testo della Samaritana, lo vediamo quando Gesù dice: ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, e Dio sta cercando tali adoratori. Abbiamo creato una dottrina sull'adorazione e come l'adorazione ci fa diventare graditi a Dio. Ma voglio dirvi una cosa per bruciare tutto quello che ho detto fino adesso: Dio non sta cercando la nostra adorazione. Dio non è interessato alla nostra adorazione. Dio è pieno di adorazione lassù in cielo. Ci sono angeli, creature viventi, anziani e chissà quante altre cose che non sappiamo ci sono lassù in cielo che adorano Dio 24 ore al giorno. Dio non sta cercando adorazione. Quello che Dio sta cercando è adoratori. Adoratori. Osea nel suo libro scrive quello che Dio gli sta rivelando, e Dio gli dice così: io voglio che voi usiate misericordia e non che facciate sacrifici. Io voglio che voi siate obbedienti e non che facciate sacrifici. Perché a me non interessa l'adorazione, a me interessano gli adoratori.
Dove sono gli adoratori che vogliono ricambiare quello che io ho fatto nelle loro vite, usando misericordia, facendo misericordia nella vita degli altri? Dove sono gli adoratori che vogliono ricambiare il miracolo che io ho fatto nella loro casa, essendo ubbidienti a quello che io gli dico di fare oggi? Dove sono gli adoratori che vogliono ricambiare la guarigione o la presenza costante, la provvisione che io gli do, compiendo la mia volontà? Dio non cerca adorazione in sé, l'adorazione è una conseguenza, quello che Dio sta cercando. Quello che sta cercando siamo io e te, adoratori, disposti a ricambiare nel miglior modo possibile quello che Lui ci ha fatto vivere fino ad oggi. Il profeta Amos fa una profezia, che è una profezia che io credo continui fino ai giorni di oggi, dicendo che la casa di Davide è una casa in rovina, è una casa caduta, è una casa piena di danni, ma che Dio vuole restaurare questa casa. Quando si parla della casa di Davide non si sta parlando di un semplice tempio. Come abbiamo detto prima, Davide rappresenta il più grande adoratore nella Bibbia. Nel tempio di Davide c'erano turni di adorazione. Lui ha cominciato a mettere la lode all'interno del culto a Dio. La casa di Davide era la casa di adorazione. E Dio fino ad oggi ci sta dicendo: ci sono case di adorazione in rovina, ci sono figli e figlie che non stanno ricambiando quello che io ho fatto nella loro vita. E io non lo so in che modo tu stai vivendo la tua vita di adorazione a Dio. E ti ripeto, adorazione a Dio non significa cantare o suonare, non solo questo. Significa quanto tu stai ricambiando a Dio quello che Lui ha già fatto per te. Quanto tu stai ricambiando a Dio. Dio vuole restaurare case di adorazione. Dio vuole restaurare vite di adoratori. Dio vuole persone che siano adoratori, che lo adorano in spirito e verità, che sappiano ricambiare quello che Lui ha già fatto nella nostra vita, che sappiano ricambiare la bellezza che Lui ci ha mostrato, che lo conoscono profondamente e che possono cantare a Lui quel canto nuovo, in qualsiasi forma noi vogliamo farlo, cantando, ballando, evangelizzando, compiendo la nostra chiamata, allontanandoci dalla vita di peccato, ravvedendoci, inginocchiandoci davanti a Lui a pregare. Posso chiederti di alzarti in piedi? Chiamo la lode per terminare. Non esistono molti temi, come ho detto, importanti per la vita di noi cristiani, quanto quello dell'adorazione. Quando noi capiamo che adorare Dio ci rende graditi a Lui e essere graditi a Lui ci fa distinguere da quelli che sono semplicemente amati, ma che ci apre le porte verso il paradiso. Allora noi capiremo l'importanza di avere una vita di adorazione a Dio. Per vivere questo dobbiamo conoscere Dio, dobbiamo conoscere Gesù, conoscerlo attraverso la sua parola, conoscerlo attraverso la preghiera, conoscerlo attraverso esperienze di fede, mettendo la nostra fede in pratica, sfidando la nostra fede come abbiamo fatto prima in quel momento di preghiera, in cui abbiamo messo alla prova la nostra fede, pregando per persone oggi ammalate e credendo che Dio possa guarirle. Possiamo conoscere Dio in questi modi e quando veramente veniamo a conoscere Dio, lì possiamo discernerlo, possiamo renderci conto di quanto Lui è reale, è presente, è costante all'interno delle nostre vite. E io voglio lasciarti un minuto
perché tu possa pensare a quello che Dio ha già fatto nella tua vita, perché tu possa ricordarti di quello che Dio ha già fatto nella tua vita. Io credo che ognuno di noi abbia già in qualche modo vissuto l'agire di Dio, forse non tutti sono riusciti a distinguerlo, ma se tu sei riuscito a distinguere che Gesù ha già agito nella tua vita, incominci in questo momento a portare alla tua memoria tutto quello che Lui ha fatto. E quando sei riuscito a fare questo, quello che ti chiedo di fare è cominciare a ricambiare a Lui quello che Lui ha fatto nella tua vita. E finché la lode suonerà, che noi possiamo cantare più forte dei ministri di lode per quello che noi ricambieremo a Dio questa sera, per le grandi cose, per la bellezza meravigliosa che Lui ci ha già fatto vedere nella nostra vita. Comincia a meditare a quello che Dio ha già fatto. Prendi questo momento seriamente. Prendi questo momento seriamente, chiudi i tuoi occhi, concentrati, ricordati del tuo passato. Forse Dio ti ha già aiutato in qualche momento in cui eri ammalato, forse in qualche momento di difficoltà economica, forse Dio ti ha aiutato nella tua vita familiare, in qualche relazione. Forse Dio ha aiutato tuo figlio, tua figlia, i tuoi genitori. Forse Dio ti ha aiutato con dei documenti quando sei venuto in Italia. Comincia a pensare a quello che Dio ha fatto e finché la lode suona, ricambia a Dio con la tua migliore adorazione la bellezza che Lui ti ha già fatto vedere. Molte generazioni arrese in lode, cantando una canzone all'agnello. Quelli che sono andati da te e quelli che crederanno, cantando una canzone all'agnello. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, i governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano Santo, tutta la creazione esaltato sei, Santo per sempre, che è stato perdonato e redento, canta una canzone all'agnello. Colui che è libero e porta il suo nome, canta una canzone all'agnello. E per sempre canteremo amen. E gli angeli clamano tutta la creazione, Santo, esaltato sei, Santo, Santo per sempre. Il tuo popolo canta
Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, i governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, i governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano, tutta la creazione, esaltato sei, santo per sempre. Il tuo popolo canta, sia re dei re, santo, tu sempre sarai, santo, santo per sempre, tu sempre sarai, santo, santo per sempre, tu sempre sarai, santo per sempre. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano,
per sempre. Il tuo popolo canta. Che ha motivo di lodare Dio, comincia a gridare il suo nome, santo per sempre. Il tuo popolo canta. Sia re dei re, tu sempre sarai santo. Restituisci a Lui quello che ha fatto nella tua vita, restituisci a Lui. Sopra di tutto, i troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto, il tuo nome è più alto, il tuo nome, il tuo nome sopra i troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome, e gli angeli tutta la creazione santo.
santo, santo, sei Signore, Dio grande, Dio tu sei santo. Dio grande, Dio tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, Dio bambini, tu sei
la terra. Gloria a Dio. Vi voglio rivelare un segreto prima di chiudere. Una cosa che mi fa vedere tantissimo la bellezza di Dio è una cosa che forse voi non potete vedere perché siete seduti lì, ma da qua su, quando io guardo la chiesa che adora, certe volte io mi fermo e contemplo la bellezza di Dio vedendo la chiesa che adora. Che Dio possa trovare in questa chiesa uomini, donne, bambini, adoratori, graditi a Lui, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene. Dobbiamo festeggiare i compleanni di questa settimana, prima di terminare. Quindi tutti quelli che hanno compiuto gli anni da domenica scorsa fino a oggi. Beh, Rafa. Rafa Terra. Chi? Guglielmo. Guglielmo hai compiuto gli anni? Ha compiuto sì. Non è venuto settimana scorsa. Ah, non è venuto la settimana scorsa. Eccolo qua. Vieni qua, Guglielmo, dai. GL ha compiuto gli anni questa settimana? No? Scorsa settimana? Scorsa settimana, ma non sei venuta qua? Sei venuta? È già venuta. È già venuta, è vero, è vero. Gabi? Amen. Possiamo stendere le nostre mani verso tutti quanti loro, fare una preghiera per benedire il loro anno. Signore Gesù, in questo momento ti preghiamo per ogni nostro fratello, sorella, qua presente, a cui hai concesso in quest'ultima settimana un altro anno di vita. Ti chiediamo, Signore, come Chiesa, che tu possa riempire di questo anno con la tua gioia, con pace, con salute, con l'allegria che viene da te, realizzando desideri del loro cuore, facendo sì che la tua volontà possa essere compiuta nelle loro vite. Ti chiediamo che la tua presenza possa accompagnarli ogni giorno di questo nuovo anno. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ok, quindi istruzioni per il proseguo della serata. Facciamo una bella benedizione per benedire le nostre vite, le nostre case. Dopodiché vi chiedo di sedervi alcuni minuti e dopo mangeremo insieme tutti quanti qualcosa, faremo un tempo di festa. Amen? Possiamo fare così con le nostre mani per ricevere sulle nostre vite, sulle nostre famiglie, la benedizione di Dio, la sua gioia, la sua allegria nelle nostre case, la salute nelle nostre case e nelle case di tutti coloro per cui abbiamo pregato questa sera, la sua pace su tutti quanti noi
e chiediamo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo, che la comunione dello Spirito Santo sia con tutta la Chiesa, e in quanti siamo, noi siamo uno! Pastore Andrea. Ciao a tutti, pace. Non sei. Domani è il compleanno della nostra pastora. E adesso in questo momento noi vogliamo fare un omaggio a lei, ma prima di questo voglio dirti che io conosco lei da più di 20 anni, 22 anni. Lei per me non è... da quando sei nata, dice lei. Lei per me non è solo la mia pastora, lei è la mia amica, lei è mia sorella, lei è mia confidente. Con lei ho imparato tante cose, con lei tante volte che ho sbagliato, lei mi ha corretto, ma tante volte nel giorno felice della mia vita lei era lì. Tante volte abbiamo guardato film insieme, abbiamo mangiato insieme, lei ha preso tanto cura delle mie figlie. Io sono così grata, perché per me tu sei tanto speciale. Io voglio essere la tua amica per sempre. Enquanto tu avere fôlego dentro di me, io voglio avere un'amica, voglio avere te come una mia amica. La parola di Dio dice che chi trova un'amica trova un tesoro. Allora sono milionaria perché ho trovato un grande tesoro. Ti voglio bene, ti amo. Adesso facciamo un omaggio per lei, c'è un video. Pace a tutti, B-Church. Come state, Chiesa? Tutto bene? Beh, pace a tutti, B-Church. Come state, Chiesa? Tutto bene? Beh, oggi sono qua perché... Pace a tutti, B-Church. Come state, Chiesa? Tutto bene? Beh, oggi sono qua perché, come ben sapete, oggi è una giornata importantissima. Infatti oggi è il compleanno della nostra pastora Andrea. Pastora, tantissimi auguri, noi ti vogliamo tantissimo bene e oggi non sarò l'unico a dirtelo, ma anzi, ho portato degli amici che vorrebbero dirti qualcosa. Cara Andrea, auguri per il tuo compleanno. Tu sei per me un esempio, ma credo anche per tante altre persone, perché tu sei una donna con visione, tu sei qualcuno che investe nel regno di Dio con tutto il cuore, tu investi in altre vite e ti auguro per questo nuovo anno che tu possa vedere il frutto di tutto quello che tu hai seminato e che ainda seminerai, e che possa essere questo frutto moltiplicato per la gloria di Dio. Que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. A cada dia você possa ser esse instrumento usado nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe, te amamos muito. Amém. Fiquem com Deus. Olá, mana. É com muita alegria no meu coração que eu venho te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe cada vez mais e tudo que você fizer seja abençoado por Deus. Estou com muita saudade de você. Quero que você venha logo para nós fazer a noite das irmãs e deixar os maridos, cuidando dos filhos, das crianças. Dessa vez eu não vou ficar. Vai ficar sim. Não, dessa vez eu vou junto. Deus te abençoe, mano. Um feliz aniversário. Parabéns,
Eu amo você, tô com muita saudade. Parabéns, Andréia. Que Deus te abençoe, Deus te dê muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muita felicidade. Que Deus te proteja a todos os momentos. Eu estou com saudade, poderia estar aqui, mas não foi possível. Deus sabe todas as coisas. Beijo, te amo. Parabéns, linda. Oi, Andréia, tudo bem? Como é que tá você? Tudo certo? Meus parabéns. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Que Deus te dê graça, saúde, sabedoria, paz. Nós te amamos. Feliz aniversário, Andréia. Estamos com muita saudade. Feliz aniversário, tia Andréia. Parabéns. Feliz aniversário, pastora. Estamos com saudade. Meus parabéns. Pace pastora, tanti auguri, buon compleanno. Pastora, oggi noi vogliamo ringraziare a Dio per la tua vita. Io ringrazio a Dio perché tu sei la mia pastora, tu sei la mia amica e io ringrazio a Dio per avere una donna forte, una donna coraggiosa, una donna valente che non si tira mai indietro per fare l'opera di Dio. Grazie pastora per tutto quello che fai per noi, tutto quello che fai per l'opera di Dio. Tu sei una forza della natura. Buon compleanno. Pace a tutti, a B-Church aí de Verona, né? Queremos hoje aqui passar, mas hoje nós queremos falar com você, pastora Andréia, missionária Andréia, mãe, irmã, amiga, esposa. Queremos passar aqui para dar gratidão a Deus pela tua vida. Em Salmos 90, verso 12, diz: ensina-nos a contar os dias, né? Para que possamos alcançar um coração sábio. Vida longa e gratidão pela tua vida, Andréia. Vida longa e gratidão por aquilo que você e o seu marido estão fazendo aí nessa obra em Verona, a qual nos alegra muito. Que Deus te ilumine, te abençoe, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre o casamento, sobre tudo aquilo que vocês estão fazendo. Principalmente a você nesse dia, Andréia. Um beijo, amamos muito vocês. E você, especial para nós, hein? Muito, muito. Feliz aniversário, pastor Andréia. Que Deus te abençoe muito, tá? Que você possa contar muitos, que o Senhor venha te abençoar imensamente em todas as áreas da sua vida. Também cuidar de você. E se sinta amada nesse dia, porque, né? Às vezes a gente está tão preocupada com as outras pessoas, mas o Senhor quer cuidar de você também, tá? Beijo. Sinta o nosso Pace a abraço, tutti. nosso beijo aqui de Abrantes, Portugal. Casa da família de Abrantes. Para todos vocês aí que estiverem comemorando essa pessoa especial que é a pastora Andréia. Beijo. Pastor Henrique, um abraço a toda a igreja. Vocês. Amamos vocês. Deus abençoe. Oi amica, ciao. Primeramente voglio dirti grazie a Dio per avere te come la mia amica. Tu non sei la mia pastora, non sei solo la mia pastora, tu sei la mia amica pastora. Ci conosciamo da tanti anni, più da 20 anni che abbiamo questa amicizia così, abbiamo vissuto tante cose belle insieme, tu conosci la mia storia, io conosco la tua storia. Abbiamo passato momenti belli, brutti insieme, però la nostra amicizia è sempre stata, è sempre vinto tutto questo. Io ringrazio a Dio per avere un'amica come te, io ringrazio a Dio per tutte le cose che Dio ha fatto in te. Io voglio chiedere a Dio che Dio continui a fare cose grandi in te, perché tu sei tanto speciale, tu sei una donna forte, tu sei una be brave. Io ti voglio tanto bene, bacio! Tanti auguri, pastora! Siamo qui per augurarti in questo giorno speciale, che Dio ti benedica tantissimo e auguri! Pace, pastora. Allora, lei nella mia vita è stata una donna che mi ha incoraggiato a fare delle cose che io non avrei mai immaginato di farlo. Credo che sia così un po' con tutti, no? Lei ha questo dono, diciamo, di incoraggiare la gente, incoraggiare a fare le cose nuove, fare cose che magari nessuno immagina di fare. E oltre a questo, soprattutto, è una donna che mi ispira sia per la sua determinazione, sia per il suo carattere, no?
adesso dovrai sopportarmi per un bel po'. Pace, ti voglio tanto bene, pastora. Pace, pastora, sono qui in nome mio e di tutti i bambini del Kids per augurarti un felice compleanno, che Dio rivesti ancora di più benedizioni sulla tua vita. Bacio. Oggi celebriamo la vita di una donna da Dio, la nostra leader spirituale. Grazie, pastora, per tutti gli insegnamenti, per ogni parola di comfort, per ogni consiglio che hai sempre pronto per ognuno di noi. Grazie per essere questo esempio di donna saggia, di donna femminina. Tu sei davvero una donna elegante e che ci rispecchia la nostra famiglia B-Church. Ti ringrazio per l'accoglimento che ha e che tu, pastora, fai che ognuno di noi ci fa sentire unica. Grazie per questo impegno che hai, la tua forza riflette in tutti noi, famiglia B-Church. Non per caso siamo uno. Buon compleanno, pastora. Au! Pace, pastora. Volevo dirti che il tuo esempio ci insegna che il vero posizionamento nasce nel segreto, nella vera intimità con Dio. E prima di tutto ciò che si vede, c'è una fedeltà che solo Lui conosce. Grazie perché scegli ogni giorno di rimanere salda nella tua chiamata. La tua vita ci guida più di tante parole. Quindi sono molto molto grata per la tua vita e per tutto ciò che fai per noi. Oggi è giorno speciale per la nostra madre spirituale. Auguri, buon compleanno e Dio ti proteggi, ti benedica, te con la tua famiglia e continua a darti la sapienza dove noi possiamo vedere l'esempio come una donna in intercessione, come una madre spirituale, come una madre di famiglia, che noi possiamo vedere esempio da te. Auguri, buon compleanno, auguri. Pastorinha amada, preciosa, tantissimo auguri. Ti voglio bene. Bacio. Pastora, você é luz em nossas vidas. Que Deus continue te abençoando, continue te usando para abençoar muitas vidas, te dê muita alegria, renove todas as suas forças, muita felicidade e que Deus te abençoe. Um feliz aniversário. Um abraço grande. Pastora, pastorinha, grazie di cuore di essere una roccia solida della nostra fede. Sei davvero una guida spirituale che ci aiuta a crescere e a trovare la nostra strada. Sono sicura che Dio abbia un senso di bondade con te. Ti ha portato nell'Italia con un grande proposito e anche ti dà l'inverno che ami tanto. Grazie, pastora, di essere una presenza costante nella nostra Chiesa e auguro che trovi la pace, stesso quando sei in guerra. Siamo grati per il modo in cui vivi e servi Gesù. Auguri di cuore per un nuovo e felice ciclo nella tua vita. Tantissimi auguri, auguroni! Ciao pastore, io non ti conosco così bene, ma io ho riconosciuto Gesù in te nel primo abbraccio. Grazie mille per l'accoglienza. Dio ti benedica. Buon compleanno. Andrea, volevo farti tantissimi auguri per il tuo compleanno, dirti che ti voglio bene e ringraziarti tantissimo per tutto quello che hai fatto per me e quello che sei stata per me. Sei un grandissimo esempio e tu vedi le persone, quello che Dio vuole fare attraverso di loro e in loro e credi in loro. Questo è una cosa che ammiro tantissimo in te. Eccoci qua anche noi, Vida, per farti un video di augurio di buon compleanno, come avrai capito dagli spoiler che ha fatto Lia oggi pomeriggio. Ciao mamma, tanti auguri e per me sei la persona più importante della mia vita. Ciao mamma, tanti auguri e per me sei tanto gentile. Ciao Vida, tanti auguri, sei la profeta sulla nostra casa e della nostra casa. Sei la persona che ci posiziona, che ci fa muovere e ti amiamo tanto per tutto quello che tu fai
per noi, per la Chiesa e per chi tu sei, per tutti noi. Tanti auguri mamma! Tanti auguri, mamma! Pace, pace a tutti. In nome di tutti i bambini del Ministero Kids, volevo regalare a te questo fiore e questo regalo e dire che oggi ringraziamo tantissimo a Dio per la tua vita, che Dio ti benedice sempre con salute, con gioia in cuore e grazie per tutto che ha fatto in questa chiesa, per questo paese. Bene. Pastora, siamo tutti grati a Dio per la tua vita. Sei per tutti noi un esempio di fede e anche un riflesso dell'amore di Gesù. Preghiamo Dio e chiediamo che questa data si ripeta per molti e molti anni, in che il Signore Gesù continui a benedirti e a proteggerti. Rimani forti. E conta su di noi come sostegno nelle preghiere, non solo per il ministero pastorale, ma anche come sostegno nella vita quotidiana. Ti dirò adesso una frase, un versetto che parlo ai miei figli ogni giorno, quando lascio tutti e due nella scuola. Sii forte e coraggiosa. Non temere e non scoraggiarti, perché il Signore è con te. Con Lui si può tutto. Amen? Tanti auguri, ti vogliamo bene. Dio ti benedica. Grazie mille. Io quando entra na settimana del mio compleanno comincio già a avere vergogna perché alla fine rimango sempre così, ma ringrazio Dio per la famiglia che mi ha dato qua in Italia, per i tanti amici, per gli amici di anni che sono qua oggi. È difficile stare lontano, ma Dio è stato così buono con me e mi ha dato una chiesa che mi aiuta e che mi sopporta in tutti i sensi, tutti i giorni. Grazie a mio marito e tutto quello che lui fa per me. Grazie Chiesa, io veramente vi amo. No, non c'è più niente, finito. Ma io voglio soltanto per terminare ancora una volta ringraziare l'Andrea per chi lei è all'interno della nostra Chiesa, di tutti quanti noi. Perché lo dico a tutti i compleanni, anche in altre occasioni, ma lo ribadisco senza vergogna. Dio è colui che permette ogni cosa in questo luogo. Ma se c'è una persona che fa sì che la volontà di Dio si compia, è la pastora Andrea. Senza di lei, niente di tutto questo che vediamo sarebbe potuto succedere, secondo me. A partire dal pavimento che lei stessa ha messo per terra. Quindi che noi possiamo... Io sono sempre riconoscente all'Andrea per tutto quello che fa e a Dio per averla messa al mio lato. E che noi come Chiesa possiamo intendere la fortuna che possiamo avere nell'avere una pastora così speciale, così forte,
posizionata sopra ogni cosa e che ama veramente, e vi assicuro, ama veramente ognuno di voi. Ama veramente ognuno di voi. E soprattutto ama Gesù. Va bene? Facciamo un applauso per terminare. Vuoi dire qualcos'altro? Benji vuole parlare? Sì. Bene. Basta, abbiamo terminato. Dopo potete fare gli auguri e mangiamo qualcosa insieme, va bene? Facciamo una festa, poi ci sarà una torta, chi vuole fare le foto. Stiamo ancora un po' insieme, non andiamo a letto troppo tardi che domani mattina c'è la corsa, dobbiamo essere carichi,